Allora, siamo in uno scenario, in una location un po' particolare. Sono con il sindaco di San Vendemiano, Dussin. Buona giornata sindaco, io con te faccio sempre le cose più strane, immaginabili possibili, perché penso che sia anche per te una prima volta che ti trovi in una galleria del ghiaccio. Qui si sta facendo una bellissima cosa, ma la facciamo spiegare poi ai ragazzi. Intanto sindaco, complimenti ancora per l'iniziativa. Intanto è bello portare delle novità nel nostro territorio. Le colline possono anche gioire un po' di queste iniziative qua sanvendemianesi. Abbiamo già la pista di ghiaccio, abbiamo già fatto queste sculture di ghiaccio in esterna, adesso fanno parte invece di una mostra straordinaria che quest'anno inauguriamo il 2 sabato di dicembre. È una mostra incentrata sulla montagna, il tema del ghiaccio appunto e del freddo. Ice, forme del freddo è il suo titolo, e grandi pittori parteciperanno con dei quadri, pittori in vita e non, e poi c'è anche una esposizione di fotografie che riguardano i ghiacciai, quindi il tema strettamente ambientale. È una novità, poi agli altri lasceremo solo l'opportunità, la possibilità di copiare ancora una volta le cose, però noi ci piace essere i primi insieme agli amici che abbiamo già conosciuto gli scorsi anni, con i quali abbiamo fatto delle bellissime iniziative all'aperto, come faremo appunto il 2 dopo l'inaugurazione. Alle 18 ci sarà un'altra esibizione sempre loro, molto gradita dai miei concittadini, ma soprattutto gradita, spero, anche a tutte le scolaresche che possono venire a vedere questi lavori in diretta, ma anche a seguire dopo il 2, e quindi siamo aperti. E tutto è gratuito, non ci sono parcheggi da pagare, l'ingresso è libero e San Vendemiano vi ospita in un modo eccezionale. Bene, sindaco, hai delineato tutto, adesso ne parliamo con quelli dell'AIGA, perché si chiama così questa associazione, adesso mi spiegate voi. Insomma, vi confermiamo che a quanto siamo qui dentro? Meno 10? Cos'è? Meno 12, vi confermiamo che fa freschino, insomma, e lavorare col freschino così, sentiamo com'è intanto questa storia? Allora noi siamo innanzitutto, voglio presentare l'associazione, ci siamo costituiti come associazione un 3-4 anni fa, siamo una decina di scultori e amanti del ghiaccio sparsi in tutta Italia. Io sono qui trevigiano, i colleghi sono della zona di Pesaro, ma siamo sparsi dalla Sicilia al Piemonte. Che ci unisce è la passione del ghiaccio. Quest'anno qui a San Vendemiano stiamo presentando un presepe rivisitato, diciamo, perché appunto con la mostra che fanno qui a San Vendemiano il tema è la montagna e il ghiaccio, quindi verrà fatto sì un presepe, una natività, ma al posto dei soliti pastori, l'angelo, il bue e l'asinello, ci saranno tutti animali del bosco. L'angelo, per esempio, verrà rivisitato e sarà un'aquila che vola sopra la grotta, che la grotta è l'albero della vita sostanzialmente quest'anno. Non scopriamo, esatto, non spoileriamo come si dice adesso tutto quanto, quindi venite qua, venite a San Vendemiano a scoprire queste cose. Sì, dicevi quindi che ne vedete pochino di ghiaccio, però la vostra passione, come diceva, è lavorare il ghiaccio. Sì, la nostra passione è lavorare il ghiaccio, e per questo abbiamo fatto l'accademia che si chiama AIGA e siamo operativi in tutta Italia praticamente. Quindi se io voglio imparare mi iscrivo all'AIGA? Noi praticamente sì, ci si può iscrivere, comunque sia bisogna fare un determinato percorso, perché comunque sia all'inizio magari uno può venire a vedere, ci si può appassionare, perché comunque sia lo scultore diciamo una cosa un pochino particolare come lavoro questo qui. A Gradara? A Gradara poco ghiaccio. Scusate. No, allora, sostanzialmente è vero che lui vive a Pesaro, io vivo a Gradara, io provengo da un paese degli Appennini, quindi volte, insomma, la neve c'è. Sì, la neve c'è. C'è oltretutto un paese, insomma, rurale, in cui io imparai a suo tempo a usare ad esempio la motosega per tagliare il bosco.
ero un bambino, avevo 12 anni e già usavo la motosega, quindi come avete potuto vedere usiamo strumenti anche tra virgolette potenzialmente pericolosi, quindi bisogna non solo arnesi a mano, prettamente a mano, ma anche arnesi a motore, quindi elettrotensili ed elettroseghe che sono similari alle motoseghe, insomma, a scoppio. Sindaco, cosa vuoi dire adesso in più? Stiamo dando il massimo qui. Questa emozione di cui parlava il nostro amico di Gradara, lo scultore che già l'anno scorso ci fece emozionare, qui di fronte alla pista di ghiaccio, questa emozione vogliamo condividerla con tutti e quindi invitiamo tutti a vedere questa particolarità, ma soprattutto l'effetto del ghiaccio, cosa non riesce a creare con la loro capacità nel trovare queste forme e le luci che poi daranno un altro po' di emozione, no? Bene. Allora, la magia dell'inverno. Esatto, la magia dell'inverno e tutte le luci. Allora noi vi lasciamo lavorare, sarete accompagnati da una telecamerina che piazziamo, quindi potremo vedere poi tutto il lavoro. Quindi fate bene, mi raccomando, d'accordo? Buon lavoro ragazzi. Sapete che non vi invidio, esco. Va bene? Noi siamo attrezzati. Ma poi vi hanno dato un po' di brulè, un qualcosa? Però spero che insomma arrivi. San Veniano è famosa. No, comunque sia, l'esperienza di San Veniano è stata veramente molto grande e quindi nel senso anche per noi riuscire a fare un'opera di questo tipo ci scalda il cuore e ce la metteremo tutta. E anche all'interno della mostra che ancora adesso, nel senso, deve essere sempre un tutt'uno, nel senso l'arte è bella in qualsiasi forma venga fatta, sia ghiaccio o olio o anche solo una canzone.